Buongiorno a tutti ragazzi, tra pochi minuti passerà Mercurio davanti al Sole, quindi il pianeta più piccolo del Sistema Solare passerà davanti al nostro magnifico Sole. Per osservarlo però ragazzi qui bisogna almeno avere un binocolo e un telescopio e quindi mi raccomando occhio alla mettete un filtro solare perché sennò lo sapete benissimo ragazzi, il sole non si può guardare così, quindi usate qualche filtro ragazzi, quindi passerà esattamente ragazzi a partire dalle 13:35, giustamente fra, vediamo, 12, sono 13 e 12, quindi fra 23 minuti, no ma penso di sì, può andare bene Anthony, ciao Jasmine. Quindi occhio ragazzi agli occhi perché passerà davanti al sole quest'ombra che sarà Mercurio, quindi passerà dalle 13:35 e fino al tramonto. Ciao Antonè. Quindi se volete osservarlo ragazzi, occhio sempre come ho detto alla vista perché raga, guardare direttamente il sole così con un binocolo oppure con un cannocchiale bisogna sempre mettere qualche filtro davanti. Ciao Nadia, buongiorno. Quindi non accadeva da oltre 3 anni e quindi poi accadrà un'altra volta ragazzi nel 2032, quindi una ragione in più diciamo per guardarlo perché accadrà ragazzi poi nel 2032, quindi oggi avete tempo dalle 13:35 fino al tramonto di stasera, quindi penso verso le 5 più o meno. Poi dipende dalla zona d'Italia che state. Qui più o meno tramonta più o meno, il sole va via verso le 5 e un quarto, 5:10, poi al nord tramonta di meno, non lo so. Comunque in base a dove vi trovate, quindi potete stare pure in Germania, in Austria, in qualunque parte del mondo. Quindi a partire dalle 13:35 ragazzi e fino al tramonto però ci stanno nuvole, brutto permettendo, quindi se non ci sono nuvole, ragazzi, puntate al sole. Sì, sì, alle 5 si vede, basta che non è notte, capisci? Ma non so a che parte della regione stai, però l'importante è che fino al tramonto comunque, non deve fare notte, ragazzi, quando il sole è tramontato non lo vedete più, quindi prima del tramonto sarà ben visibile, quindi passerà questa pallina piccolina, sì, sì, allora vai tranquilla, sì è lì più o meno alle 5:10, 5 e un quarto, sì, verso le 5 credo che lo vedrai, diciamo verso la fine in effetti, quello passerà da sinistra verso destra, quindi pure da me, ciao Marco, vedi di catturare Mercurio, tu che sei esperto che c'è la macchina fotografica, alle 13:35 passerà davanti, pure qua, diciamo esce il sole, è nuvoloso, per il sole non riesco a vederlo ragazzi io da qua, cioè vedo solo nuvole, in effetti è cupo, quindi non so, ho visto il sole e non riesco proprio a vedere dove sta. Quindi se qualcuno di voi lo potrà fare, ragazzi, se gentilmente se qualcuno riesce a fare questo video pure, ragazzi, e può inviarmelo, poi giustamente menzionerò la persona nel video, quindi se qualcuno di voi riesce a fare una foto o che ne so, un video, se gentilmente me lo può inviare, se vuole però, non, diciamo me lo può inviare alla mia email giuseppe781 yahoo.it, tutto piccolo ragazzi, giuseppe781 yahoo.it, questa è la mia email, quindi se qualcuno ha voglia di mandarmi una foto che ne so oppure il video di quello lì può farlo tranquillamente, quindi poi lo pubblicherò e giustamente menzionerò la persona che me l'ha mandata ragazzi, quindi io da qui a Salerno non riesco ragazzi, perlomeno qua non riesco a vedere il sole, quindi mi dispiace perché mancano pochi minuti, sono 15, quindi giusto fra 20 minuti, ciao Renny, si vedrà a Mercurio, però purtroppo qua stiamo messi male per il tempo che non è buono, quindi non so in che parte d'Italia, ciao Avvocate, Avvocate tu riesci a guardare il sole oppure è nuvoloso pure da te? Vedi se mi riesci a fare una bella video ripresa di Mercurio davanti al sole. Perché qua a Salerno io il sole personalmente io non lo riesco a vedere, nuvolo pure da te. Proprio stiamo messi male ragazzi, tutti quanti proprio. Pensate che accada di nuovo nel 2032, quindi è un'occasione proprio oggi, non la possiamo sfruttare proprio. Cioè,
Sì, sì, lo so ragazzi, è un po' nuvoloso ovunque, quindi è difficile trovare qualche... Non so, qui in regione ci sta un po' di bel tempo, non lo so. Però io l'ho detto a tutti. Sì, lo so che ci vuole ancora tempo per le 5, però già da ora potevamo vederlo, capisci? E quindi bravo Anthony. No, in effetti vediamo questo Mercurio che passa davanti al Sole, capisci? Cioè vedi una, come una pallina in effetti che passa davanti al disco solare. Questo è, non è che vedi chissà che, avvocato, vedi semplicemente un pianeta che passa davanti al Sole. Questo è tutto, però è un evento, diciamo che te l'ho detto, capita un'altra volta nel 2032, quindi sarebbe bello pure filmarlo oppure fare una foto, una cosa così. Io non dico che lo voglio filmare, almeno una foto la volevo fare, quindi però come sta messo il tempo e può darsi che più tardi riusciamo a vedere il sole, per adesso non è possibile, quindi dobbiamo augurarci che le nuvole vanno via. Sì, sì, mettete sempre davanti ragazzi qualche filtro, quindi usate che ne so, un filtro solare, qualche cosa, se usate un telescopio, un cellulare, mettete sempre il filtro. Quindi non guardate mai con gli occhi diretti, ragazzi, mai, perché può bruciare la retina degli occhi, quindi non scherziamo. Quindi mettete qualsiasi cosa va bene, che non rifletta bene il sole negli occhi. Meglio così, perché a volte qualcuno si è messo a guardare anche quando fa... No, non muori, però gli occhi si danneggiano, non è che muori. Ciao Maria, buongiorno. Quindi... come le eclissi solari, in effetti la gente le vuole guardare a occhio nudo, poi ha problemi alla vista. Vabbè, quelle lunari non fanno nulla, in effetti, Anthony, li si possono guardare anche a occhio nudo. Il problema è il sole, che è molto forte. Ciao Remas, figurati. Sì, ti sto leggendo, Danny. Come non ti leggo? Ti ho salutato, Danny. Sto leggendo tutti, anche se va veloce, però riesco a leggere tutti. No, no, non è un'eclisse, no, Maria, passerà Mercurio davanti al Sole. E ho detto a tutti quanti, siccome qua il Sole non riesco a guardarlo perché stanno le nuvole, alla fine se riesce a mettere qualcuno una foto, passerà dalle 13, ragazzi, andiamo a guardare 13:35 fino al tramonto, ragazzi, quindi ci sta a tempo, però qua è nuvoloso proprio e non credo che riuscirò, quindi avevo detto se qualcuno riusciva a fare una foto, un video, non lo so, poi qualcuno c'ha il telescopio, qualcuno c'ha una macchina fotografica, però il problema oggi è proprio il tempo che è tutto nuvoloso ovunque quasi, quindi da stamattina. Allora, incomincia alle 13:35 e termina al tramonto, quindi abbiamo diciamo 3 ore e mezza più o meno per sperare che queste nuvole vadano via. Quindi diciamo che il tempo ci sta, ragazzi, però a me mi pare che più tempo passa e più il cielo si fa cupo, quindi sto perdendo la speranza che si apre, diciamo, il cielo e si vede il sole. Perché se riesco a vedere il sole lo becco in pieno proprio, io sto proprio qua di fronte, solo che non lo vedo. Cioè io ce l'ho proprio di fronte alla stanzetta il sole a quest'ora qui, però ragazzi è tutto scuro, non si vede nulla. Vedo che lì ci sta il sole, sì, però è ombroso, non si vede proprio. Quindi, perlomeno se qualcuno riesce a fare questa cosa, ragazzi, una foto, un video, qualche cosa, se vuole può inviarmelo alla mia email giuseppe781 yahoo.it e poi io nel video che farò lo menzionerò, mi dite il nome e cognome oppure il nickname se preferite più è meglio a volte mettere il nickname non il vero nome e cognome. Quindi vi menzionerò nella foto, nel video, poi se qualcuno ci riesce bene, e se no ragazzi, e che possiamo fare? Doveva andare così, non possiamo farci nulla. Oggi purtroppo sapete che stasera arriverà il maltempo pesante sul sud Italia, quindi già adesso, già il tempo è pesante, quindi stasera mi sa che farà tanta acqua ragazzi. Già stamattina il cielo è strano. Anche se devo dire la verità,
faceva freddo, poi improvvisamente fa caldo, boh. Però mi sa che questo calore poi diventerà acqua a finale, quindi a fine serata, dalle 10 in poi di stasera, arriva proprio, come lo chiamo io in napoletano, patatacchi l'acqua, cioè un sacco d'acqua. Però sicuramente, però questo dalle 10 in poi, quindi non è per oggi, però già oggi ci sono tutte ste nuvole e il sole ragazzi non si vede di nessuna maniera, quindi non ci stanno saldi né allora Marco sta a Piacenza e non si vede, qua io sto a Salerno. No, Maria, è normale. Ho trovato questa notizia subito sul sito di scienze, quello americano, e ho detto, oh, ci stanno, visto che erano le 13, ho detto, qua ci mancano 35 minuti, ho detto, mo devo fare la diretta. E non lo sapevo, adesso andando a girare per i siti americani, ho letto su questo sito che fa astronomia, ho letto questo, ho fatto la traduzione ed è uscito fuori questo, quindi... Non lo sapevo, ragazzi, è uscito proprio adesso questa notizia, quindi proprio 11 novembre. Se puoi, metti quelli là più scuri che puoi, oppure metti tipo una bottiglia davanti, oppure metti il filtro davanti al cellulare, il filtro quello là scuro del cellulare, capisci? Metti il filtro quello bianco e nero seppia, puoi mettere anche quel filtro lì. Diciamo sul cellulare, se qualcuno c'ha, va sul filtro seppia che fa bianco e nero così e non guardare gli occhi, guarda sempre attraverso il cellulare, quindi guarda dentro lo schermo del cellulare, non il sole. Guarda, Anthony, io l'ho letto, sì, che sono reali, sì, credo di sì, in effetti, però dobbiamo, non posso dirti con certezza perché diciamo, come fai a capirlo? Se ci sta questo oppure no? In effetti, Elena, sullo schermo, quando vai a mettere video oppure foto, ci sta tonalità seppia, cioè bianco e nero, quindi automaticamente non esce più a colori, ma esce bianco e nero, quindi filtra di meno luce, e quindi puoi puntarlo, diciamo nel sole. Oppure usate gli occhiali scuri, ragazzi, quelli da soli in effetti. Però cercate sempre di non guardare direttamente, sempre attraverso... Tanto dovete fare la foto, ragazzi, quindi mettete gli occhiali, mettete il cellulare, attraverso il cellulare cercate di vedere il sole, quindi fate doppia copertura in effetti, quindi mettete gli occhiali, poi prendete il cellulare, salite dove sta il sole e cercate di fare la foto, quindi zoomate un po' in più per vedere se riuscite ad allargare molto l'immagine e provate a vedere. E comunque è un cerchio come questo qua che sta sopra, ragazzi, vedete questo che sta al centro però sopra, dove sta la macchia sopra del sole. Diciamo è così in effetti, un rotondo come questo pianeta, questo è Mercurio davanti al sole, ragazzi. Questo qua piccolino sopra. Quello è Mercurio che passerà lì. Sì, sì, con gli occhiali comunque da sole, ripeto, quindi puoi guardarlo con gli occhiali. Perché basta ai ragazzi che non li guardate con gli occhi, diciamo, normali, così, senza mettere nulla. Poi occhiali, cellulare, e va bene questo qua. Oppure chi ha, a volte usano, certe volte ho visto che usano chi ha i raggi, come si chiamano? Quelli che fanno quando vai a fare i raggi X, la pellicola quella scura. Pure quella va bene, quindi mettete il cellulare, mettete quella pellicola dei vostri polmoni e fate la foto. Però secondo me bastano gli occhiali e diciamo un cellulare, mettete tonalità scura e fate la foto. Oppure il video, poi dipende da che cosa volete fare. Quindi ragazzi sono e 25, quindi ragazzi fra 10 minuti si dovrebbe incominciare a vedere dal lato sinistro del sole. Quindi vedrete una macchia che cammina piano piano fino al tramonto, poi si vedrà. Quindi non so al tramonto in che parte del sole starà, però sicuramente forse starà a centro oppure non credo che terminerà il suo transito davanti al sole, quindi secondo me verso il tramonto starà nella parte centrale del sole, quindi
al centro del disco solare, tipo più o meno come sta così qua. Non credo che lo attraverserà in queste 3 ore, diciamo. Vabbè ragazzi, vi saluto, fatemi sapere dopo se qualcuno è riuscito a fare una foto. Quindi io ci provo pure io, ragazzi, se esce il sole e io ci provo pure io. Quindi vediamo se qualcuno di noi dopo più tardi riusciamo a capire se qualcuno l'ha fatta sta foto. Io ci provo, quindi vediamo che riusciamo a fare. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti e poi vediamo chi di noi è stato più fortunato. Buon pranzo a tutti e ci sentiamo più tardi. Quindi ragazzi, fino al tramonto ci sta Mercurio davanti al Sole, quindi vediamo di beccarlo. Ciao Danny, ciao. Sì, sì, ma guarda Anthony, in effetti è così. Ci sono, non è che diventi, si bruciano gli occhi, eh. Dopo si hanno problemi alla vista, non è che diventi cieco, però dopo hai seri problemi alla retina dell'occhio, quindi perché rischiare sta cosa, capì? Però ragazzi, mettete sempre qualche cosa davanti agli occhi, non guardate mai dritto nel sole con gli occhi. Vabbè ragazzi, dopo mi raccomando, mettete se avete trovato qualche foto, qualche video, se l'avete fatta, se la volete mandare me la mandate, se non me la fate vedere perlomeno, di giù se l'ho fatta, perlomeno per lo sfizio di guardarla perlomeno. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito e in caso di qualcosa che lo becco io faccio il video subito. Vabbè, ciao Elena, ciao a tutti, ciao Danny, ciao Avvocate, ciao a tutti ragazzi, ciao Anthony, ciao.